Eccoci qua, amici telespettatori, naturalmente non è ancora finita perché vi voglio presentare un altro ragazzo che è in cerca della sua anima gemella. Vi presento subito Antonino Alastra. Ciao Antonino. Ciao. Allora, tu Antonino sei di Trapani. Sì. Innanzitutto chiariamo, Antonino Alastra è venuto qui da noi circa 2 anni fa a fare una registrazione che cercava la sua anima gemella. Solo che purtroppo Antonino non ha ancora trovato questa donna ideale che lui va cercando. Come mai Antonino secondo te? Allora, prima di tutto io ho dovuto cambiare la scheda in quel tempo perché sono stato contattato, sembrava una ragazza per telefono, ma era di Mazzara, è scesa Sì. qui a Trapani e poi, insomma, era Finocchio. A me i Finocchi non interessano. Certo. Io sono un uomo vero. Cioè, l'ortofrutta non ti A me interessa. mi piace la femmina, Esatto. parlama siciliana. Esatto. La donna Vabbè, è naturale. è Se cerchi l'anima gemella deve essere una donna. la donna. Va bene Antonino, parliamo di questa tua anima gemella. A che genere di donna sei interessato? Parliamo dell'età. Tu innanzitutto quanti anni hai? Io ho i miei 32 anni. 32 anni. Sì. Anche se Lavori? lavoro Saltuariamente. esattamente, però sono in cerca di un lavoro giusto, un lavoro effettivo. Anche se ci sono coloro che dicono: ah, ormai a questi tempi non ci sono più lavori effettivi. Ma state zitto. Dipende che lavoro trovi. Io Certo. Logico. non so se mi sono spiegato. No, sei stato chiarissimo. Grazie. Vabbè, parlando invece dell'età, essendo che tu hai 32 anni, da che età la dobbiamo cercare questa donna? Partiamo da una base. Ma guarda, dai 25 anni in su. Dai 25 anni. Per arrivare a un'età di quanto? Arrivare fino a un'età di 32, 30 anni, perché pertanto la donna, cioè la ragazza, Dai 25 ai 30 allora. sì, anche se, che saggio, 30, 33, 34, io non guardo l'età, però che non sia molto differenziata l'età. Perché, Differenziata in che senso? Sì, chiaro. cioè, io ne ho per esempio 32, me ne viene una ragazza, una donna di 40 anni, insomma, a me queste Certo. donne Non ti ormai- piace? no, perché Ti piace io bella pimpante, giovane. sì, perché io vorrei crearmi una famiglia, vorrei Dei figli. vorrei avere dei Produrre. figli. Vuoi fare il produttore praticamente? La produzione della cioè, generazione, è logico. altrimenti Certo, che famiglia è? È logico. Va bene, Antonino. Parliamo ora sempre della tua anima gemella. Giusto? Noi abbiamo parlato dell'età dai 25 fino ai 32, giusto? Sì. Questa ragazza dovrebbe lavorare o per te non ha importanza? Ma io non la, come si dice, io non la evito, se lei si sente autonoma o vuole essere autonoma, però io sto cercando un posto giusto di lavoro affinché io possa Sì. dar frutto nella casa, che possa essere all'altezza di poter Sì, ma mantenere ti una ripeto casa. la domanda. Dico, questa ragazza dovrebbe se- lavorare o per te non è importante? Se non c'è bisogno, non c'è bisogno Cioè, che vada a solamente lavorare. in casi di Solamente- necessità. Sì. È giusto? Sì. Solamente in casi di necessità. Oggi, ecco, sia la donna che la moglie ha gli stessi diritti dell'uomo, però, guarda caso, se è sposata, prima che lei prenda una decisione, deve prima parlare deve con te. consigliarsi col marito. Ma è Perché naturale. altrimenti che marito e moglie sono? Sì. Non è che più Tra marito e indipendenti. moglie non mettere il dito. Tra moglie e Tra marito moglie- non mettere il dito. tra moglie e marito non mettere un dito. Certo. Logico. Va bene. E che sia ben capito. Ben capito. Va bene. Antonino, un'altra cosa. Che genere di gusti hai per quanto riguarda donna? Come dovrebbe essere fisicamente? Cioè ti piace bionda, bruna, non lo so, ti piace alta, bassa, guarda, robustina, bella magra, non lo so. Il colore dei capelli È irrilevante. per me è ambedue le stesse parti. Cioè Perché- ambedue le stesse parti chiarisci. o biondi o bruna. O metà e metà magari. Com'è. Esatto. Importante Cioè la stessa che cosa praticamente. hai il cuore rivolto a me. Certo. Che abbia intenzioni veramente serie. Esatto, perché tu hai intenzioni oggi, serie. Perché oggi è difficile che ci sia una ragazza che abbia veramente intenzione Di sistemarsi. la serietà di sistemarsi. Certo. Io voglio maritarti, tipo, zitto. Certo. Guarda invece il tuo futuro. Oggi Certo. sei giovane, ma E un giorno domani quando no. sarai più grande ti troverai sola. Certo. Perché frate e sorelle quando siamo uniti, poi quando siamo uranne, Certo. ognuno si piglia la strada propria. Va bene. Va bene. Allora, amiche telespettatrici, avete rivisto Antonina Lastra, per quelli magari che l'hanno visto 2 anni fa, per le donne invece che non l'avessero mai vista, Antonina Lastra ha 32 anni, ripeto, è di Trapani ed è in cerca della sua donna ideale, va cercando una ragazza
dai 25 fino ai 32 anni, non importa se lavora o almeno lavori solamente in casi di necessità. Per lui ha importanza che la ragazza sia seria e si metta con lui per una relazione assolutamente costante e seria. Parlo bene? Sì, ha parlato bello. Naturalmente Antonina Lastra ha delle qualità. È in onore di tutte le ragazze che contatteranno Antonina Lastra col suo numero telefonico che state vedendo in sovraimpressione. Antonino, tu che cosa farai? Che esibizione ci farai? Esibizione? Sì. Ma io praticamente vorrei esibire una canzone che non è più sentita oggi. Cioè non se la sentono più oggi. E quanto tempo fa la sentivano? Ma questa canzone me l'ha imparato una persona più grande di me, quindi non Quindi so. sarà una canzone interessante, Sì, giusto? è una canzone soprattutto Quindi tu vuoi romantica, cioè è anche meravigliosa perché Sì. in quel momento che canta la canzone esprimi quelle sensazioni e sentimenti, quel piacere di avere per esempio, sentimenti autonomi praticamente. una rosa, Una rosa del deserto, tipo. una rosa. Purpurea. Vabbè, sì. Una rosa che posa Una su un rosa- prato esatto. così delicata, perché la rosa è delicata, E profumata pure. profumata. Certo. Logico. Va bene. Insomma, in poche parole, come si chiama la canzone? Aspetta. Non lo sai. La Paloma. Ah, La Paloma. Allora, vediamoci intanto l'esibizione della Paloma fatta da Antonina Lastra, perché poi Antonina Lastra ci vorrà onorare di un suo ballo, perché sei bravo anche a ballare, eh? E lei gliel'ha detto, mi faccia E capire. me l'hai detto tu, prima di venirti a sedere qui. Va bene, allora ci vediamo l'esibizione intanto della Paloma, dopodiché ci vedremo anche il ballo, Ok. ok? Sì. Allora, vai. Mai più scorderò il colore degli occhi tuoi, mai più nasceranno rose nei sogni miei. Lo so, l'ho capito adesso, ma è tardi ormai. Lo so, non si apprezza il bene finché ce l'ha. Quello che muore per me d'amore. Stringono le sue mani, ma non il cuore. Ora che io vorrei dedicarti la vita, come il fiume si perde nel mare e si forma una paloma. Ta-tan, tan, ta-tan, ta-tan, tan, ta-tan, ta-tan, tan, ta-tan, 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 pa-pa-ram, pam, pam, pam. Perfetto, Antonino sei stato bravissimo, anche se non c'era la musica di sottofondo, perché la Paloma è difficile trovarla, non sarà magari in giro, per il momento sarà lontana, però hai fatto benissimo la tua esibizione. Adesso ora invece ci vedremo l'esibizione di ballo. Che genere di ballo ci vuoi ballare tu? Mi pare la canta Eter Parisi, vero? E le cicale, le cicale. le Sei bravi? Sei bravo? Mi piace, sì, sono Perfetto. bravo. Va bene, allora io parlo con la regia, mettiamo la canzone, così ci vediamo l'esibizione di Antonino Lastra, 32 anni, da Trapani.